Eccoci qui, siamo ritornati, siamo sempre supportati dal professor Fabrizio Marrella, ordinario di diritto internazionale e avvocato. Abbiamo affrontato la questione enorme del Mercosur, ma è work in progress perché non ha ancora detto l'ultima parola. Affrontiamo anche la questione internazionale che ha colpito moltissime persone del Venezuela, degli Stati Uniti, che hanno messo, si sono, così, vista dal di fuori, intromessi insomma, in una dinamica di un altro Stato. Allora, cosa è successo e quanto dal punto di vista di diritto internazionale può fare uno Stato in un altro? Perché dopo andremo in parallelo a vedere la situazione in Iran, ma ci sono altre questioni. Purtroppo, se le affidassero la difesa purtroppo sarebbe uno Stato indifendibile per quello che ha fatto, perché il divieto di ingerenza negli affari interni, l'obbligo di soluzione pacifica delle controversie, il divieto dell'uso della forza, della minaccia dell'uso della forza, sono principi fondamentali della Carta dell'ONU. Adesso io potrei leggervi qualche passo della Carta dell'ONU e vi assicuro che fa venire la pelle d'oca, a partire dal preambolo in cui coloro i quali l'hanno scritta dicevano: per salvare le generazioni future dal flagello della guerra che per 2 volte ha afflitto l'umanità. Quindi questi principi qua, ripeto, divieto di ingerenza negli affari interni, divieto appunto cioè obbligo di soluzione pacifica delle controversie, non uso della forza, eccetera, eccetera. Quindi chi fa parte dell'ONU? Sì, ma sono, come dire, il diritto internazionale della nostra epoca, che non è quello ovviamente del 600, perché questo è anche un punto molto interessante, perché poi quando c'è qualcuno che dice non c'è più il diritto internazionale, credo che l'abbia detto lo stesso Trump, ma in realtà il problema è a quale modello di diritto internazionale noi ci riferiamo, perché anche i romani avevano un diritto internazionale molto semplice, per cui con i barbari si usava la forza e all'interno dell'impero si usavano altre regole, e non è che non avessero diritto internazionale i romani. Il problema è che noi nel 2025 pensavamo di essere a un livello molto più civile e sviluppato, e quindi questi principi che ho richiamato sono principi della Carta dell'ONU, che ha civilizzato ulteriormente l'ordinamento internazionale, irrigandolo con questi principi addirittura considerati di ius cogens, cioè di valore fondamentale, obbligatorio, strutturale, e che quindi non ci si aspettava che fossero violati. Ricordiamo anche che i redattori della Carta dell'ONU avevano affidato ai 5 membri permanenti, che sono gli Stati Uniti, la Russia, la Gran Bretagna, la Francia e la Cina, è proprio il compito di essere i più virtuosi, perché per far andare avanti il mondo secondo questi principi occorreva che loro, che hanno il veto in seno al Consiglio di sicurezza e sono membri permanenti, fossero i primi ovviamente a rispettare questi principi. Ecco, quindi la delusione, se volete, è proprio quella di vedere che nessuno dei membri permanenti, cioè quasi nessuno, perché la Cina, abbiamo visto cosa, parla ovviamente di relazioni pacifiche, ma ci siamo dimenticati il Tibet e la questione degli Uiguri, di Taiwan, e lo vedremo. La Russia ha invaso appunto l'Ucraina, gli Stati Uniti hanno sequestrato un capo di Stato, di uno Stato estero in funzione, che sono cose che si facevano. Era stata definita un'azione di polizia, con numerosi avvisi precedenti, intimidazioni. Ma è diritto interno. Cioè, quindi è diritto interno che non può spostarsi quando c'è men che meno un capo di governo estero. Chiaramente un capo di Però governo i venezuelani dicono che senza questo intervento non sarebbe cambiato mai nulla. Vabbè, questa è la volontà del popolo, ma bisogna verificare la volontà del popolo, perché lui era al potere in Venezuela, e un altro principio di base è proprio quello che ogni popolo ha il diritto di scegliere il proprio sistema giuridico, economico, sociale e di eleggere chi ha il governo. Può essere, come dire, più simpatico a noi o meno simpatico, però non è una scelta che si fa dall'esterno, è una scelta che va fatta all'interno. Quindi non è possibile. Quindi qualsiasi cosa possa succedere in uno Stato estero, anche a danno stesso della popolazione che magari può aver eletto o meno lecitamente, o che so io, adesso non lo so, con che dinamiche, il proprio governo, non ci si può intromettere. Questo dice il diritto internazionale. È una regola di base. Diciamo, l'eccezione si era sviluppata 20 anni fa all'interno del Consiglio di sicurezza, perché poi se qualcuno allora deve intervenire non è uno Stato qualunque, ma è il Consiglio di sicurezza che deve discutere e eventualmente promuovere il cambiamento in uno Stato se occorre, ma
questa dottrina era quella della responsabilità di proteggere, che abbiamo visto in azione tragicamente con Gheddafi, cioè qual è stata la soluzione molto geniale che è stata trovata? Quella di bombardare la Libia per far fuori Gheddafi, ma bombardare anche i libici per salvarli da Gheddafi. Ecco, quindi come si vede, insomma, la soluzione della potenza esterna che interviene negli affari interni, che si è vista nella storia del diritto internazionale tante volte, non è certamente quella più efficace. Ma quando ci sono c'è il trattato dell'ONU che stabilisce determinate norme ben chiare di cui tanti stati colossi fanno parte, vengono violate, sono previste delle sanzioni oppure no? Cioè uno può impunemente alla fine violare queste norme, ci può essere qualche provvedimento che può essere preso, oppure pro bono pacis non si interviene? Diciamo che questi trattati funzionano quando gli Stati, quando gli Stati vogliono eseguirli in buona fede. L'ONU ha funzionato molto bene perché ha evitato un sacco di guerre di cui non parliamo solo delle guerre, ma non di quelle che si sono evitate. Ecco, quando ci sono queste violazioni, in un sistema come quello internazionale, che è diverso da un sistema giuridico nazionale, non è che c'è un giudice, i carabinieri, non esiste nulla di tutto ciò, è un sistema che si basa sulla reciprocità, quindi su un equilibrio molto sottile tra diritti ed obblighi su un piano orizzontale, e ovviamente sulla reazione poi del resto della comunità internazionale rispetto a chi viola le norme internazionali. Quindi la conclusione qual è? È chiaramente che violando in maniera clamorosa queste regole, poi non è più possibile invocarle nei confronti degli altri. Quindi adesso come si fa a dire a Putin di fermarsi in Ucraina in violazione del diritto internazionale se Trump è andato a prendersi un capo di Stato in un altro paese? Cioè, diventa imbarazzante e difficile. Cioè, scende il livello di pressione, come dire, delle regole, aumenta il livello, come dire, dell'uso della forza, che era quello che la Carta dell'ONU voleva evitare, e quindi andiamo sempre di più verso la legge della giungla, non è... Siamo quasi alla fine, pochi secondi. La Groenlandia... Ecco, la Groenlandia siamo sempre un po' sullo stesso tono, perché la Groenlandia appartiene alla Danimarca. Quindi appartiene alla Danimarca. Sì, è uno Stato, cioè fa parte appunto anzi fa parte dell'Unione Europea addirittura la Groenlandia. Quindi non può metterci... No, occorrerebbe che ci fosse un referendum e che il popolo della Groenlandia volesse in effetti aderire agli Stati Uniti, ma cosa che mi risulta molto perché molto altrimenti dubbia. può essere giudicata un'invasione anche quella. Certo. Per l'Iran, che anche lì è una situazione caldissima, però è terribile anche lì. È terribile, ma questo non autorizza nessuno a intervenire militarmente all'interno dell'Iran, anche con tutta la simpatia. Neanche a supporto di una popolazione che sta soffrendo. Ma sa, è successo tante volte nella storia, e sempre, una volta si chiamava colonialismo quando si interveniva. Che adesso il diritto lo internazionale dovrebbe farlo l'ONU, perché l'ONU è una sorta di cabina di regia che dovrebbe organizzare. Quindi l'ONU sarebbe legittimato a intervenire qualora ci fosse appunto una situazione paradossale, sì, o addirittura la popolazione di uno Stato invocasse un aiuto? Penso di sì, però ovviamente bisognerebbe che i 5 membri permanenti fossero d'accordo, e qui è il problema della funzionalità dell'ONU, che purtroppo è questo: quando gli americani propongono una cosa i russi votano contro, e viceversa, quindi è un'istituzione che è paralizzata in sé. Però diciamo che al di fuori delle Nazioni Unite nessuno Stato è autorizzato a ingerirsi negli affari interni di un altro Stato, è così. Certo. Quindi... Secondo lei potrebbero intervenire gli Stati Uniti nell'Iran? Ma così vogliono fare, però a che titolo, mi chiedo io? Rischiando quindi le proprie basi, rischiando poi, come hanno detto, di colpire Israele e le basi americane. Certo, ma le ritorsioni potrebbero essere pesanti. Infatti bisogna purtroppo lasciare agli iraniani risolvere un po' la questione. Sono problemi molto complessi, ma qui il diritto si ferma e arriva la politica internazionale, normalmente con effetti devastanti. Quindi io spero le sanzioni servono? Le sanzioni servono se sono applicate da tutti in maniera uniforme.
le sanzioni contro la Russia, per esempio, sono state applicate solo da alcuni stati che sono gli stati occidentali. Poi state bypassate, tra l'altro. Se fosse stato tutto il mondo, come tutto il mondo avrebbe dovuto riconoscere che era stato commesso un illecito internazionale, sarebbe stato diverso. Ma adesso si potrebbe parlare di sanzioni agli Stati Uniti per quanto è successo in Venezuela, ma come vede sono decisioni. Però insomma, se gli Stati se gli Stati della comunità internazionale, ripeto, non se la sentono di applicare le sanzioni, è inutile che qualche Stato le faccia, perché le sanzioni a macchie di leopardo non funzionano mai. Grazie professore, è stato esplicativo in poi tutti gli ambiti, abbiamo capito un po' come, adesso vedremo come andranno le cose realmente, almeno dal punto di vista giuridico questa è la legge, diciamo che cosa prevede, e a voi grazie di averci seguito, restate con noi, dopo la pubblicità un altro capitolo che affrontiamo insieme con altri temi e altri ospiti.